In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Si attenuano i venti di crisi. Si allontana il rischio di crisi del governo Schifani. La rabbia inizia a sbollire. Mancano 4 mesi alle elezioni europee e nessun partito del centrodestra può assumersi una responsabilità così grande. Fratelli d'Italia aveva posto un problema di cui il presidente Schifani aveva tenuto conto, ma una folla di franchi tiratori ha bocciato il tentativo. Adesso la questione è chiusa, ma resta la necessità di un chiarimento tra i partiti e i gruppi parlamentari di maggioranza nel quale si assumano decisioni chiare e impegni precisi. Scelta dei manager, se non così, come? Sulla nomina dei manager della sanità si è sentita forte l'ipocrisia di chi dall'opposizione ha gridato alla lottizzazione senza indicare un criterio di scelta differente. Le 18 nomine sono state prese da un elenco di 49 idonei selezionati da un'apposita commissione. Con quale criterio ulteriore andavano scelti i professionisti capaci di svolgere le funzioni di manager se non con quello della responsabilità che deve assumersi chi è chiamato a compiere delle scelte? Quali criteri avrebbe invece preferito l'opposizione e quali criteri diversi hanno usato quando erano loro in maggioranza? Lo stracciabollo. Un decreto dell'assessore regionale all'economia Marco Falcone disciplina lo sconto del 10% sul bollo auto per gli automobilisti in regola con i pagamenti. Chi non ha effettuato il pagamento al 31 gennaio potrà fruire dell'agevolazione e pagare senza sanzioni e interessi entro il 29 febbraio. Il decreto definisce anche i criteri per beneficiare dello stracciabollo, ovvero il saldo degli arretrati senza interessi né sanzioni fino al 1 luglio 2024. I malati che vanno a curarsi al nord costano 330 milioni. Il costo per la Sicilia della mobilità sanitaria verso altre regioni è di 330 milioni. Pazienti in fuga per curarsi, spesso per interventi semplici o in aree cliniche nelle quali in Sicilia vi sono vere eccellenze. Incidono anche la scarsa organizzazione delle strutture sanitarie e la sottovalutazione della qualità dei rapporti con i pazienti. Dopo Campania e Calabria, la Sicilia è la regione con maggior numero di cittadini in mobilità sanitaria. In compenso, le entrate per mobilità da altre regioni ammontano a circa 100 milioni. Musumeci per le isole minori. Audizione nella Commissione parlamentare sull'insularità del Ministro della Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Argomento le isole minori. Sono 35, distribuite in 7 regioni: Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, in cui vivono circa 220.000 residenti. Le isole minori italiane vivono una condizione di disagio continuo, ha detto Musumeci, e il governo è impegnato in un'azione di sostegno e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Illuminazione castelli in Sicilia. I 61 comuni destinatari dei contributi previsti dalla Regione Siciliana per l'illuminazione artistica dei castelli siciliani possano avviare le gare d'appalto per gli interventi. L'assessorato dei beni culturali ha emesso i decreti di impegno. Si tratta di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 5 milioni che potranno finanziare ogni singolo progetto fino a 90.000 euro. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.